Abbiamo mandato in gara l'impianto di compostaggio che si realizzerà all'area industriale di Ravanusa, un iter lungo 7 anni perché il finanziamento già era con il Patto per il Sud, poi aggiornato dalla Regione Siciliana nel 2019. Da qualche giorno l'SRR e i sindaci hanno stabilito che l'ente attuatore dovrà essere il Comune di Ravanusa e pertanto il finanziamento è stato trasferito al nostro ente e ci siamo impegnati con l'assessore regionale all'energia di affidare lavori entro la fine di quest'anno. Un impianto importante per questo territorio perché consentirà non solo di abbattere i costi di conferimento della frazione umida, ma anche di abbattere i costi per il trasporto a 26 comuni della nostra provincia. È una scelta importante per tutto il territorio perché sarà realizzata all'area industriale di Ravanusa e noi abbiamo chiesto per realizzare questo impianto che il comune che avrà l'impianto nel territorio e che realizzerà l'opera avrà un beneficio perché saranno notevolmente e ulteriormente abbattuti i costi anche rispetto agli altri comuni della SRL.